Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, lunedì 18 agosto, Sant'Elena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Questa è una delle domande più belle, più vere che si possano fare. Non nasce dalla curiosità, ma dal desiderio profondo di una vita piena, che non finisca con la morte, che abbia un senso vero. Anche noi, come quel giovane del Vangelo, sentiamo dentro questa domanda. Forse la formuliamo in modi diversi. Che senso ha tutto questo? Perché vale la pena di vivere? Come posso essere felice per davvero? Ma il cuore della domanda è lo stesso. Cosa devo fare per vivere davvero? Per non sprecare la mia vita? La risposta di Gesù non è una lista lunga di cose da fare né una ricetta complicata. È un invito a guardare più in alto, a non accontentarci del minimo, ma a puntare al massimo. Se vuoi essere perfetto, seguimi. Seguimi, ecco il segreto. Non si tratta solo di fare qualcosa di buono, ma di camminare con Lui, di fare spazio a Gesù nella propria vita ogni giorno, con semplicità. Il Vangelo non è un peso, ma è una mappa per la felicità, una luce che ti guida nei momenti bui. E anche se a volte ti senti stanco, ferito, inadeguato, ricordati, non sei solo. Ogni passo verso di Lui è già una risposta alla domanda che ci portiamo dentro: come si fa a vivere per sempre? Allora oggi, riascoltando il Vangelo, lascia che dentro di te torni quella domanda e che nasca anche una decisione nuova. Signore, io voglio seguirti. Mostrami oggi il passo che posso fare per camminare con te. Non è troppo tardi, non è troppo difficile. Adesso è il momento giusto per ricominciare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana vissuta sempre in grazia di Dio. E grazie a voi che condividete il Vangelo e la preghiera nei gruppi e con gli amici, e grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia di conforto in questa giornata. Ciao ciao!
e abbi cura di te. Bravo! Eccolo qui! Bravo! Bravo qui. O Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito, creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria, scendi in noi, Santo Spirito. Preghiera a Sant'Elena Imperatrice. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Sant'Elena,
che con stancabile amore cercasti il segno santo della croce, ottienici dal Signore la grazia di riconoscere la vera croce nelle prove e nelle difficoltà della vita. Aiutaci a portare le nostre croci perché diventino via di salvezza e di amore. Illumina i nostri cuori e intercedi per noi affinché possiamo giungere alla gloria del cielo. Amen. Sant'Elena Imperatrice, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno,
accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo spirito guida i miei progetti e le mie azioni, fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male, proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Nell'ora tu sei della la benedetta morte. Fra le donne. Amen. E benedetto è il frutto del tuo di consacrazione Gesù. A Maria. Santa Maria, Madre di Dio, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. O Madre del Verbo,
dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito.
Lodiamo il Signore nel sole che brilla, nel vento leggero, nel fiore che spunta, nel povero volto che il mondo rifiuta. Scopriamo il sorriso di Dio che ci ama. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore. Umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo adoro. Sorella, povertà ci dona la vita, ci rende più liberi, figli di Dio, nell'umile cuore che serve e perdona, risplende il Vangelo che illumina il mondo. Sia lode a te, Padre, sorgente di vita, a Cristo fratello e nostro Signore. Lo Spirito Santo ci guida ogni giorno, uniti in fraternità, cantiamo a te. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore. Umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: quali? Gesù rispose: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è il 18 agosto 2025, lunedì della 20ª settimana del tempo ordinario, e memoria di Sant'Elena Imperatrice.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci accompagna nel cammino della 20ª settimana del tempo ordinario e ci pone davanti 2 pagine della parola che sembrano lontane, ma che in realtà si illuminano a vicenda. Questa parola di oggi ci invita a riflettere sul cuore dell'uomo, sulle nostre scelte, sulla fedeltà a Dio e soprattutto sul coraggio di lasciare ciò che ci lega per scoprire la vera libertà. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal Libro dei Giudici, ci troviamo di fronte a una pagina che descrive con grande realismo la fragilità del popolo di Israele. Dopo la morte di Giosuè, colui che aveva guidato il popolo nella terra promessa, gli israeliti cadono nell'infedeltà, abbandonano il Signore per seguire gli idoli delle popolazioni vicine. Vedete, nonostante avessero sperimentato la potenza e la misericordia di Dio, si lasciano attrarre da ciò che sembra più facile e immediato. Questa infedeltà provoca conseguenze dolorose, perché il popolo cade in mano ai nemici e perde anche la protezione e la benedizione di Dio che gli aveva garantito. Carissimi fratelli e sorelle, però dobbiamo ricordare che in tutto questo il Signore è sempre fedele e non abbandona mai il suo popolo. Per questo manda sempre dei giudici, uomini e donne chiamati a liberare Israele dalle oppressioni e a riportare la comunità alla fedeltà dell'alleanza. Vedete, la storia si ripete sempre, il popolo ritorna a peccare, ricade negli stessi errori, però ancora una volta Dio manda liberatori. Questo è un circolo che mostra la fragilità dell'uomo, ma anche l'infinita misericordia di Dio. Fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi ci invita a guardarci dentro e a riconoscere quanto anche noi siamo spesso incostanti, pronti a promettere fedeltà, ma deboli nel mantenerla. Eppure Dio non si stanca mai di venirci incontro, non si stanca mai di rialzarci, non si stanca di donarci possibilità nuove di riscatto, perché la misericordia di Dio è infinita. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati davanti a un incontro molto particolare, quello di Gesù con un giovane ricco che corre verso di lui con un desiderio grande. Questo giovane, fratelli e sorelle, di cui ci parla il Vangelo di Matteo di oggi, è sincero e domanda a Gesù: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Questa è la domanda che dovrebbe abitare nel cuore di ciascuno di noi. Che cosa devo fare per vivere pienamente, per realizzare la mia vita davanti a Dio? Vedete, Gesù in questa lettura lo conduce passo dopo passo e lo invita ad osservare i comandamenti, a vivere la legge dell'amore. Però vediamo anche la risposta del giovane che dice che lo ha già fatto, ma dentro di lui resta una sete più grande, un'inquietudine che non si accontenta. Ed è proprio qui che Gesù lo guarda con amore e gli dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Vedete, fratelli e sorelle, questo è un invito alla libertà totale, a non lasciare che i beni materiali diventino un ostacolo alla pienezza della vita. Ma qui la pagina si tinge di tristezza, perché il giovane, pur avendo cercato, non ha la forza di lasciare le sue ricchezze e se ne va rattristato.
Carissimi fratelli e sorelle, questa scena di oggi è molto attuale. Quante volte anche noi desideriamo seguire il Signore con sincerità, ma poi ci scontriamo con i nostri attaccamenti, con quelle sicurezze che non vogliamo mollare. Non si tratta soltanto dei beni materiali, ma anche dell'orgoglio, di tutte quelle relazioni tossiche che ci imprigionano, di quei progetti costruiti solo su noi stessi. Vedete, Gesù non condanna mai le ricchezze in quanto tali, ma ci ricorda che le ricchezze possono diventare catene, pesi che ci impediscono di volare verso Dio e verso i fratelli. L'uomo ricco del Vangelo di oggi non è cattivo, anzi il contrario, è desideroso di vita, ma non riesce a compiere il passo della vera libertà. E forse anche noi ci riconosciamo in questo giovane. Cerchiamo Dio, osserviamo i comandamenti, compiamo il bene, ma quando Gesù ci chiede qualcosa di più radicale, esitiamo e preferiamo rimanere legati alle nostre sicurezze. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi, se messa insieme, ci fa comprendere che la vera fedeltà a Dio non può fermarsi a una religiosità superficiale. Il popolo di Israele cadeva perché non riusciva a mantenere la fedeltà, perché si lasciava sedurre sempre dagli idoli. Invece il giovane ricco del Vangelo si allontana perché non riesce a sciogliere i legami con le sue ricchezze. Però la fedeltà che Dio chiede ad ognuno di noi non è fatta di perfezione immediata, bensì di un cuore disponibile a lasciarsi trasformare, di un cuore che non si chiude davanti alle chiamate del Signore. Allora oggi rinnoviamo la nostra scelta per Cristo. Non basta domandare che cosa fare di buono, non basta osservare tutti i comandamenti. Gesù ci invita a compiere un passo in avanti, a liberarci di ciò che ci pesa e a fidarci pienamente di Lui. È vero, tante volte la chiamata di Gesù può sembrare difficile, può farci paura, ma è l'unica che ci conduce alla vita eterna, alla gioia piena, a quel tesoro che non passa mai. Allora lasciamoci guardare da Cristo come fece quel giovane, ma non ripetiamo il suo stesso errore. Non andiamo via tristi, ma accettiamo la libertà che ci offre Gesù e chiediamo al Signore di darci la forza di accettare, sapendo che Lui non ci toglie nulla di ciò che è vero e buono, ma che ci dona 100 volte tanto in amore, in pace e in vita nuova. Allora, fratelli e sorelle, concludendo questa mia riflessione, lasciamoci trovare dal Signore e seguiamolo sulla via dell'amore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 18 agosto 2025, lunedì della 20ª settimana del tempo ordinario, e memoria di Sant'Elena Imperatrice.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Siamo fraternità di pace e d'amore.
Scopriamo il Signore nel sole che brilla, nel vento leggero, nel fiore che spunta, nel povero volto che il mondo rifiuta. Scopriamo il sorriso di Dio che ci ama. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo adoro. La povertà ci dona la vita, ci rende più liberi, figli di Dio, nell'umile cuore che serve e perdona, risplende il Vangelo che illumina il mondo. Sia lode a te, Padre, Cristo fratello e nostro Signore. Lo Spirito Santo ci guida ogni giorno, uniti in fraternità cantiamo a te. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo ardore. portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da Maria, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria ha pronunciato il suo sì a Dio con convinzione. Si è fidata di Lui, si è appoggiata totalmente a Lui come ci si aggrappa ad una roccia. Contempliamo Maria e lasciamo che il nostro cuore si apra ad un sereno abbandono a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria si mette in viaggio per andare a visitare la cugina Elisabetta. A nostra volta facciamo un passo. Talvolta basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. A nostra volta gettiamo un seme di speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e
Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La nascita di questo bimbo segnerà per sempre la storia. Con lui inizia il nuovo mondo. Egli svelerà agli uomini il cuore di Dio e insegnerà loro a chiamarlo con il nome di Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. La famiglia di Nazaret a Gerusalemme, al Tempio, per obbedire alle prescrizioni della legge. Gesù viene presentato
e viene riconosciuto nella sua condizione di Messia annunziato dai profeti. Sarà riconosciuto dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna, colui che era stato da lungo predetto dai profeti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li interrogava e li ascoltava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Possiamo immaginarci la sofferenza, la trepidazione di Maria e Giuseppe. La vita e anche il cuore degli uomini si riflette nella storia di Maria e Giuseppe. Ogni nostro affanno ed ogni nostra preoccupazione li affidiamo a loro. Essi siano la nostra forza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes,
lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera a Maria di San Paolo VI, Papa. Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o Madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo Figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio, dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. Questa è la mia preghiera. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo
una radio streaming. Più sotto ancora volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail, telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. padre Stefano, fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa, si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo. Le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Ecco. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. Andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa Dus, Ecco. una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: le veggenti vische, i veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E
andiamo al santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio, un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Buongiorno a tutti, lunedì 18 agosto. Beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, ha proprio ragione. La donna che apostrofa Gesù così. Perché Maria è stata fortunata ad avere un figlio così. Ma anche bellissima la risposta di Gesù, dicendoci, ma beato anche chi ascolta la mia parola. E cioè, siamo fortunati anche noi. Come una madre che ha un figlio meraviglioso come Gesù, è piena di orgoglio. E scoppia di questo orgoglio ed è felice quando lo vede. Ma anche noi che possiamo ascoltare la parola del Signore, possiamo contemplare la sua presenza, possiamo sentire la sua carezza. Siamo proprio fortunati. E cioè noi dovremmo attraversare la giornata godendo e gioendo per questo dono che ci è fatto. Forse ce lo dimentichiamo, forse trascuriamo questa bellezza che c'è nella nostra vita, ma chiediamo di saperla vivere, almeno per oggi. Buona giornata. Pensiero di Padre Pio di oggi. La Santa Messa è il luogo dove si rinnova il sacrificio di Cristo e si riceve il nutrimento per l'anima. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. La situazione meteorologica in Europa è sempre caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone subtropicale che sta portando un'intensa e duratura ondata di caldo. Tuttavia comincia a mostrare i primi segnali di cedimento e lo vediamo dal satellite. Ieri si sono formati acquazzoni e temporali su gran parte delle aree interne d'Italia che hanno sconfinato anche ai settori tirrenici e oggi nei prossimi giorni si ripeterà, dunque sarà un weekend di Ferragosto caldo ma con qualche disturbo. Vediamo intanto il tempo in atto in queste ore sull'Italia. A Torino i cieli sono sereni questa mattina, la temperatura ancora piuttosto elevata raggiungerà i 35 gradi nel pomeriggio, ma con rischio però di qualche temporale in serata che potrà estendersi dai rilievi anche sulla Val Padana occidentale. Non solo Torino ma anche la Liguria questa sera potrà essere interessata da qualche locale temporale. Qui siamo a Genova, la situazione al momento è tranquilla con clima ancora afoso e caldo, massime fino a 33-34 gradi,
però poi in serata qualche fenomeno potrà interessare anche la riviera ligure centrale. Sicuramente dei temporali si formeranno sulle Alpi, in particolare qui siamo a Trento, sulle Alpi centro-orientali. Dopo una mattinata tranquilla e soleggiata avremo dei fenomeni temporaleschi piuttosto diffusi, seppur a macchia di leopardo. Per quanto riguarda la costa adriatica, qui siamo a Venezia, la città lagunare non vedrà invece dei fenomeni quest'oggi, i cieli saranno sereni al più velati con una temperatura intorno ai 33 gradi. Firenze è sempre una delle città più calde d'Italia in questo contesto, con una temperatura che anche oggi sfiorerà i 37 gradi, ma con la possibilità poi tra pomeriggio e sera di qualche rapido fenomeno, qualche veloce piovasco in transito sulla Toscana e anche a Firenze. Fenomeni che sono già in atto invece sul settore adriatico, qui siamo in Abruzzo, a Chieti, questa mattina dei temporali hanno interessato anche la città, vedete i cieli molto nuvolosi con dei fenomeni, poi durante il giorno la temperatura arriverà a 30 gradi, comunque farà un po' meno caldo rispetto ad altre zone d'Italia. Fenomeni anche in Molise, a Campobasso, questa mattina i cieli sono già nuvolosi, la temperatura è più bassa anche perché siamo un po' più in alto, un po' più in quota, la massima sarà intorno ai 26 gradi. Torniamo sul lato tirrenico, siamo a Napoli, al momento i cieli sono poco nuvolosi, la temperatura ancora piuttosto elevata intorno ai 35, ma anche qui in Campania poi si formeranno acquazzoni temporali tra pomeriggio e sera che potranno nuovamente andare a sconfinare anche sulla città di Napoli. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina, questa è la webcam di Messina, c'è qualche nuvola sparsa ma in un contesto soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di acquazzoni temporali soprattutto sui settori interni dell'isola. Stessa situazione anche in Sardegna, dove i fenomeni privilegeranno le aree interne e poi potranno comunque sconfinare localmente anche sulle coste. Qui siamo a Cagliari, dove la temperatura prevista durante il giorno arriverà a 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione dei prossimi giorni, la giornata di Ferragosto sarà ancora caratterizzata da un clima molto caldo, tipicamente estivo, con massime fino a 35-36 gradi, ma come dicevamo poc'anzi con dei disturbi temporaleschi che si faranno sentire soprattutto al centro-sud, con fenomeni in estensione anche sulle coste, qualche fenomeno anche in Sicilia, anche in Sardegna e al nord principalmente sui settori alpini. Le temperature rimangono elevate e soprattutto al centro-nord anche di oltre 5-6 gradi le medie del periodo, lieve calo invece sui settori interessati dai fenomeni temporaleschi. Poi la domenica la situazione rimarrà ancora abbastanza simile, l'anticiclone comincerà a defilarsi maggiormente, dunque avremo nuovi temporali a carattere sparso al nord, specie al nord-est, ma nuovamente anche al centro-sud su gran parte delle aree interne, poi in estensione ancora una volta alle zone costiere. Temperature cominciano a calare, vedete non andremo oltre i 32-33 gradi al nord, sui settori adriatici al sud, qualche punta superiore soltanto su Toscana e Sardegna. Infine uno sguardo alla nuova settimana che vedrà lo smorzamento definitivo di questa ondata di caldo ad opera di infiltrazioni più fresche nord-atlantiche e dunque l'anticiclone si defila e torneranno probabilmente anche dei temporali con il passare dei giorni. Le temperature dunque caleranno ulteriormente a inizio settimana e torneremo in linea con le medie del periodo. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi, peccatori. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infonde nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal. Abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tenere testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato. Furono ridotti all'estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano, ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Parola di Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. I nostri padri non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Immolarono i loro figli e le loro figlie ai falsi dei. Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: quali? Gesù rispose: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni e seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Allora, chi di noi può dire: ho osservato i comandamenti e li ho custoditi fin dalla giovinezza? Io certo no, con i miei 80 anni, ma neanche a 18 anni avrei potuto ripetere le parole di questo giovane. È un giovane modello. Gesù però lo guarda, è lo sguardo di elezione. Gesù cerca di accendere una relazione che sia decisiva per il giovane alla ricerca di ciò che gli manca, e ciò che gli manca è la vita eterna, cioè la felicità. Ed è in questo amore che Gesù allora chiama il giovane, con 4 verbi. Se vuoi essere perfetto, vendi, dallo, vieni, seguimi. Io ti amo, caro giovane, resta con me. Per il giovane è venuta l'occasione di scegliere veramente. Il cristiano non è chi è giusto, onesto, chi fa prestazioni elevate a Dio in cambio della vita eterna. È cristiano chi, conosciuto l'amore di Gesù preveniente, lo segue senza anteporre il proprio impegno e la propria osservanza. Tutti i comandamenti li aveva osservati il giovane. Ma non servono queste cose. Alla proposta e invito di Gesù quel giovane non sa rispondere. Si oscura in fronte e se ne va triste. Era troppo preoccupato di se stesso. Preferisce la sicurezza del suo denaro alla incertezza della condivisione con i poveri, dallo ai poveri, e alle sorprese del regno. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accollici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome del Signore Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare di Zemek, e i defunti Alessandro e Irani Bernetti, nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina, Bachita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna, ma non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci ad immagine del tuo Figlio perché diventiamo coeredi della gloria sua nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita prega per noi. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni.
La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Ben ritrovati dalla redazione. Trovato senza vita ore dopo l'incidente Bruno Zelig, triestino, morto in moto in Slovenia. Il 54enne lavorava al laminatoio di Servola, ricoverato a Isola in gravi condizioni il passeggero di 33 anni. Entrambi sono stati trovati dalla polizia slovena solo dopo l'allarme dei familiari preoccupati per il loro mancato rientro a casa. Una violenta caduta in moto è costata la vita a Marco Bregan, 54 anni, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio a Monfalcone, residente a Fogliano insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri intorno alle 13 in territorio sloveno. L'uomo alla guida della sua motocicletta stava viaggiando da Postumia verso Rasdorto quando ha poi raggiunto la zona di Krasce. Nel percorrere un tratto di strada con una configurazione modificata ha urtato una aiuola, spartitraffico e di seguito un cartello segnaletico, finendo a terra. La caduta sarebbe avvenuta davanti a una fermata d'autobus. Auto contro moto al Lido a Jesolo, morta una donna. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 20 all'incrocio tra via Martin Luther King e via Istituto Marino, all'altezza dell'ospedale di Jesolo, sulla strada parallela. A perdere la vita in seguito allo scontro tra un'auto e una moto una 22enne triestina passeggera in sella alla motocicletta. L'impatto è stato impressionante, ha coinvolto una Fiat 500 e una moto Kawasaki Ninja completamente distrutta e rimbalzata a circa 50 metri di distanza dal punto di impatto. Sembra che la Fiat 500 abbia svoltato nella direzione dell'ospedale mentre la moto era su via Martin Luther King. La dinamica al vaglio della polizia locale di Jesolo, che ha lavorato insieme ai vigili del fuoco del Lido a lungo per ricostruirla, mantenendo il massimo riservo. La giovane donna è stata sbalzata dalla sella, poi piombata sull'asfalto con estrema violenza. Il corpo martoriato nello scontro contro un segnale stradale. L'impatto con il suolo è stato fatale e la 22enne ha perso la vita sul colpo. Trieste no, Roma sì, la Corte di Cassazione deciderà sul ricorso presentato dai legali di Sebastiano Visentini in merito alla richiesta di inserire una nuova perizia medico-legale che il GIP Flavia Mangiante aveva rigettato in occasione dell'incidente probatorio di inizio luglio. Sarà quindi la prima sezione dell'ultimo grado di giudizio a pronunciarsi sul ricorso e lo farà il prossimo 18 di novembre. L'udienza sarà in forma di Camera di Consiglio e non parteciperanno i difensori. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Al mattino residua nuvolosità sulla fascia occidentale, poi cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, sulle prealpi carniche non è esclusa la possibilità di qualche locale debole pioggia pomeridiana, sulla costa al mattino Borino o Bora moderata, che a Lignano e Grado nel pomeriggio sarà sostituita da Brezza. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 21 e 24, le massime in pianura fra 29 e 32, sulla costa fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. I leader europei hanno ribadito la necessità di mantenere un fronte unito con l'Ucraina per ottenere una pace solida, in vista del vertice previsto lunedì a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al quale parteciperanno tra gli altri il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier inglese Starmer e la presidente del Consiglio Meloni. Bonsoir, Julie. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Il vertice giunge dopo il summit bilaterale tra Trump e Putin, nel corso del quale il leader russo avrebbe proposto acquisizioni territoriali in cambio di un accordo di pace. Si parla anche di una possibile inclusione dell'Ucraina nella difesa collettiva della NATO.
La polizia israeliana ha arrestato 38 persone domenica durante le proteste organizzate in tutto il paese da cittadini che hanno chiesto al governo di trovare un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella striscia di Gaza ed evitare un'ulteriore escalation militare. I manifestanti si sono riuniti in decine di punti in tutto il territorio dello Stato ebraico, anche di fronte alle abitazioni di politici di spicco, ai quartier generali militari e sulle principali autostrade. La polizia ha utilizzato cannoni ad acqua per disperderli. Alcuni ristoratori e teatri hanno chiuso i battenti per solidarietà. La giornata di blocco è stata organizzata da gruppi che rappresentano le famiglie degli ostaggi e quelle di chi è stato ucciso. La mobilitazione arriva dopo che Israele ha annunciato piani per un'offensiva ancor più dura a Gaza, che i manifestanti temono possa mettere ulteriormente in pericolo gli ostaggi ancora non liberati. La situazione umanitaria nella striscia intanto è sempre più drammatica, come confermato dalle organizzazioni umanitarie e dalle Nazioni Unite. Gli aiuti giunti alla popolazione civile sono infatti ancora largamente insufficienti. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. Ci sono meno turisti o ci sembra solo così? E da quali paesi arrivano soprattutto? I dati della prima metà dell'anno offrono una risposta concreta a una domanda che si ripresenta puntualmente ogni estate. Per avere un quadro reale della situazione e sapere chi ci visita e in quale numero abbiamo fatto visita all'ente turistico di Pola, abbiamo parlato con la direttrice, che all'inizio ci ha rivelato quali sono le cifre per il mese di luglio. Quello che possiamo dire è che abbiamo registrato un piccolo calo negli arrivi del 5% e nei pernottamenti del 3%. Certo sarebbe meglio non avere cali, ma non è così drammatico. I pernottamenti, che sono l'indicatore principale, hanno segnato un calo del 3%. Ma credo che non sia così grave, considerando che sapevamo che pian piano non possiamo essere sempre in costante crescita. Dall'altra parte sappiamo anche che la situazione generale nel mondo non è proprio rosea, direi politico-economica. Proprio di recente ho letto un sondaggio condotto in Europa. Molti europei provano insicurezza e per questo motivo alcuni non viaggiano, altri viaggiano meno, altri ancora risparmiano e così via. Ecco perché forse c'è questa percezione che i turisti non ci siano, mentre in realtà ci sono, ma magari non spendono così tanto. In tempi più incerti le persone tendono a stringere un po' la cinghia. Considerando complessivamente i primi 7 mesi, Pola è stata visitata da 279.214 ospiti, con un aumento dell'1% rispetto all'anno scorso, e sono state registrate 1.213.638 pernottamenti, anch'essi in aumento dell'1%. Sebbene il maltempo abbia rallentato il traffico e causato code, ha mostrato anche un'altra cosa: a Pola di turisti ce ne sono e come. Non ci sono turisti, mi ha detto un collega che ho incontrato. Sei stata a Cherso? Non c'era nessuno. Io ho risposto: state facendo drammi, non è che con un 3% o un 5% in meno sia la fine del mondo. È chiaro che appena arriva il brutto tempo i turisti si spostano in città. I nostri vanno in altri centri, altri vengono a Pola, soprattutto perché qui confluisce più gente e abbiamo molto di più da mostrare. Da questo punto di vista è evidente che i turisti ci sono. Per quanto riguarda le nazionalità, i tedeschi sono ancora i nostri ospiti più numerosi? Quali sono i dati su questo punto, da dove provengono i turisti? I tedeschi non sono più i più numerosi, hanno avuto un calo un po' più marcato dell'11%, ma nei primi 7 mesi segnano comunque solo un 4% in meno, che è ancora superiore ai dati del 2019 quando erano al primo posto. Sappiamo che dopo il periodo del Covid, dal 2020, erano cresciuti molto e non è sorprendente che ci siano piccoli cambiamenti. Negli ultimi anni, ad esempio, i polacchi erano in crescita e ora anche loro hanno avuto un lieve calo di qualche punto percentuale. Ecco perché è importante lavorare su molti mercati. Quelli più piccoli possono compensare i cali degli altri. Subito dopo ci sono i turisti nazionali, che hanno avuto anch'essi un leggero calo del 4% nei primi 7 mesi. Altri mercati invece sono in crescita e così la situazione si bilancia.
Gli hotel sono ai livelli dell'anno scorso, tutti gli altri segnano segmenti in positivo, tranne l'alloggio privato in calo del 3% e gli appartamenti e villaggi turistici che registrano un calo un po' più marcato. Tuttavia questo dato non è del tutto reale perché il gruppo Arena include tutti i dipendenti nel conteggio della capacità ricettiva, influenzando le statistiche. E quali sono le aspettative per agosto? Naturalmente speriamo che il mese di agosto sia in linea con le aspettative, perché se ad esempio c'è un calo ipotetico del 10% in maggio oppure dell'1% in agosto, in termini assoluti quello di agosto potrebbe essere anche superiore al 10%, visto la grandezza dei numeri. Il lieve calo nei numeri non viene considerato allarmante, ma si è consapevoli che bisogna essere costantemente presenti su diversi mercati ed è proprio su questo che si sta lavorando. Per concludere, sottolinea: la Croazia è comunque una destinazione in e un calo dell'1-2% non è davvero significativo. D'altra parte si sta realizzando anche l'obiettivo che c'erano posti: aumentare gradualmente l'afflusso nei periodi di pre e post stagione, evitando che l'alta stagione diventi eccessivamente sovraffollata. La città di Pisino investe continuamente nello sviluppo e nella modernizzazione delle infrastrutture stradali, migliorando così i collegamenti interni alla città e con i centri abitati circostanti. Questi investimenti contribuiscono in modo significativo alla sicurezza di automobilisti e pedoni, oltre a stimolare lo sviluppo economico e la qualità della vita dei residenti di Pisino. Ne è prova l'apertura al traffico della strada Ciburi-Jeseni di Antignana, con cui si conclude un'altra importante fase di miglioramento della rete viaria locale. I lavori di sistemazione e asfaltatura del tratto lungo 2,3 km sono iniziati il 15 luglio di quest'anno e si sono conclusi con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, precisamente mercoledì 6 agosto. Nell'ambito del progetto è stato anche ampliato il manto stradale fino alla larghezza di 5 metri, garantendo così una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione. Oltre a questo, la sindaca di Pisino sottolinea anche il progetto di costruzione della strada Catuni di Lindaro-Presani, che insieme a quello della strada Ciburi-Jeseni di Antignana ha un valore complessivo di quasi €500.000. Il tratto Catuni di Lindaro-Presani, lungo 1,5 km, è stato asfaltato la scorsa settimana e i residenti hanno già celebrato. Colgo l'occasione per congratularmi per questo collegamento che unisce 2 consigli di quartiere e diversi abitati attraverso questa strada. La realizzazione di tali investimenti infrastrutturali contribuisce allo sviluppo equilibrato di tutti i quartieri cittadini e al costante miglioramento delle infrastrutture comunali, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la qualità della vita di tutti i cittadini. Mentre in tutta la Croazia i prezzi degli immobili continuano a salire e Cittadinova si distingue per un investimento concreto a favore delle famiglie giovani. Nel quartiere di Businia sono in costruzione 12 nuovi appartamenti sovvenzionati. Vediamo i dettagli. 3 edifici, 12 nuovi appartamenti. A Businia è in corso la terza fase del programma di edilizia residenziale sovvenzionata, il SUS. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l'azienda municipale Neapolis. Stiamo lavorando contemporaneamente su tutti e 3 gli edifici. Sul primo sono stati completati i plinti e ci prepariamo alla gettata della soletta inferiore. Sul secondo edificio le fondazioni in cemento sono già state realizzate, mentre sul terzo sono in corso gli scavi preparatori per le fondamenta. Gli appartamenti avranno una superficie compresa tra i 50 e i 70 metri quadrati, tutti con ripostiglio e posto auto. Le unità al piano terra includeranno anche un piccolo giardino privato. Proprio sono iniziati i lavori sulle costruzioni degli appartamenti SUS a nostra Businia. Ci saranno 3 belle casette, possiamo così dire, con 4 appartamenti. Gli appartamenti sono da 50 metri quadrati fino a 70 quadrati, che hanno tutto quello che è disponibile per una vita moderna. L'obiettivo è offrire a giovani famiglie condizioni più favorevoli per acquistare casa, prezzi accessibili pensati per rispondere ai bisogni reali.
cena quadrato metro. Il prezzo al metro quadro è di 1.670 euro, IVA inclusa. Considerando che oggi sul mercato alcune abitazioni raggiungono anche gli 8.000 euro al metro quadro, si tratta di un prezzo più che competitivo. Se poi lo Stato dovesse rimborsare il 50% dell'IVA agli acquirenti, il costo finale resterebbe sotto i 2.000 euro al metro quadro. Oggi si sa è molto pesante a comprare un edificio, una edilizia a fare. In questo modo si vuole aiutare i nostri giovani e le nostre famiglie che restano a Cittanova, perché è molto importante avere la gente soddisfatta. Modelli simili sono già stati realizzati nei quartieri di Stanzietta e Businia, dove negli ultimi 20 anni circa 50 famiglie hanno acquistato casa attraverso lo stesso programma. L'interesse da parte della cittadinanza è costante. Questi progetti offrono un'alternativa concreta per chi cerca casa a condizioni più accessibili, sottolinea Luc. Per facilitare l'accesso ai finanziamenti, a febbraio è stato firmato un accordo con la banca di credito istriana. L'intesa prevede una linea di credito agevolata riservata agli acquirenti degli appartamenti SUS. In un periodo in cui i prezzi degli immobili risultano spesso fuori portata, Cittanova prosegue con un modello abitativo che punta sull'equilibrio tra qualità, sostenibilità economica e necessità reali. Dal Comune fanno sapere che nuovi progetti sono già in fase di studio. Quest'anno, come da tradizione, torna in piazza Dignano il Festival del Folklore Leron. Questa volta arricchito da alcune novità. Nel prossimo servizio vedremo da dove provengono i gruppi folcloristici e cosa ci riserverà questa edizione. Viviamo in gran parte su quello che ci è stato trasmesso da coloro che ci hanno preceduto. La tradizione è un insieme di abitudini alle quali ci riferiamo ancora oggi e che rappresentano l'eredità del passato. Quest'anno a Dignano, dal 21 al 23 agosto, in Piazza del Popolo, si terrà la tradizionale manifestazione Leron, il Festival internazionale del folklore organizzato dalla comunità degli italiani di Dignano. Si tratta di una manifestazione tradizionale che durante 3 giorni porta nelle strade di Dignano un vero spettacolo di colori, suoni, danze e canti. Sul palco di Leron si esibiscono gruppi folcloristici di diverse nazionalità che attraverso la danza e la musica presentano il proprio patrimonio culturale. Quest'anno sono attese circa una decina di formazioni. È un festival internazionale, così che quest'anno al festival avremo un gruppo macedone, un gruppo del Portogallo, dell'Italia, così che ecco, cerchiamo veramente, soprattutto dell'Europa, che siano presenti. Qual è l'importanza del festival? L'importanza del festival noi in comunità la vediamo non solo per la nostra comunità ma anche per il luogo, perché un festival dove ci sono tante tradizioni, tanti tipi di costumi, dove in piazza colorano la piazza e vengono, non so, turisti apposito a Dignano per vedere il festival. Di solito parliamo di, non so, a serata 1200-1300 persone, così che sì, ci aspettiamo un bel numero. Ogni anno il festival propone delle novità e anche quest'anno non farà eccezione. Noi cerchiamo ogni anno di introdurre qualcosa di nuovo che sia interessante, ma non si può tanto cambiare perché si tratta di un festival del folklore dove ogni anno ci sono nuovi gruppi e già questo è una novità per il pubblico. Però nell'ultima serata, cioè sabato il 23, mentre che la giuria farà i suoi punteggi per nominare il gruppo più bravo, ci sarà un coro sardo che intratterrà il pubblico.
Quest'anno all'Heron si esibiranno 10 gruppi, tra i 10 gruppi abbiamo anche gruppi locali come il nostro della comunità degli